Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano vediamo subito l'andamento dei contagi dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, con i dati che sono stati diffusi proprio poco fa dall'azienda Zero della Regione Veneto. Sono 956 nuovi contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, 485 da ieri sera, che segna quindi 305.673 casi dall'inizio della pandemia, con un calo dunque che porta sotto anche la quota psicologica dei 1000 contagi al giorno. I decessi, buone notizie, se così si può dire, insomma, anche da questo fronte, perché dalle 92 persone che hanno perso la vita ieri siamo scesi oggi a 28, con un totale comunque drammatico di 8.559 persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio della pandemia. L'altra notizia positiva è che prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali del Veneto, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri. Il totale è di 2.276, mentre rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 314, quindi dato identico a quello di ieri. Per questa prima parte della nostra trasmissione abbiamo in collegamento il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario, grazie per essere con noi quest'oggi. Allora, abbiamo sentito, insomma, fortunatamente la curva dell'epidemia dopo un dicembre e i primi giorni di gennaio su dati davvero preoccupanti si sta registrando questo calo significativo che, insomma, in qualche maniera sta portando anche i nostri ospedali finalmente a respirare dopo veramente settimane di pressione fortissima. La preoccupazione tuttavia continua a rimanere molto elevata, soprattutto per quelle che sono le notizie che arrivano sul fronte della campagna vaccinale, con questo ritardo della consegna delle dosi che fa slittare appunto le campagne vaccinali un po' in tutta Italia, anche appunto nella nostra regione. C'è qualche notizia dell'ultimo minuto che ci può dire? Sappiamo che il governo è anche intenzionato a prendere delle azioni legali nei confronti della Pfizer proprio per questi ritardi. Innanzitutto volevo dire che i dati che lei ha appena riportato per il Veneto tendenzialmente sono in linea anche con i dati nazionali, cioè c'è un rallentamento della curva epidemica, c'è un rallentamento, e questo rallentamento è il frutto dell'impegno di tutti noi, dei sacrifici che sono stati chiesti alle attività commerciali nel dover tenere chiuso le loro attività, soprattutto nel campo della ristorazione, delle palestre, tutto il mondo della cultura, tanto solo per fare alcuni esempi. Eppure questo comportamento virtuoso delle persone contro gli assembramenti, imposto anche dai divieti, compresi tutte le feste natalizie, stanno dando finalmente alcuni frutti, e quindi guardiamo con un pizzico di ottimismo l'andamento dell'epidemia nel prossimo futuro, mentre ci sono purtroppo queste brutte notizie che non dipendono dal governo italiano. Tutta l'Europa è coinvolta, i contratti sono stati firmati con le aziende farmaceutiche dall'Europa, i piani vaccinali erano stati approvati dall'Europa. Noi abbiamo, nella stretta collaborazione tra Stato e Regioni, attivato un meccanismo affinché le fiale, man mano che arrivano nei territori, vengano assolutamente utilizzate per vaccinare le persone. Avevamo superato con successo anche il primo traguardo, no? 1 milione di italiani vaccinati, e adesso invece questa doccia fredda, per le quali anche per tutta la settimana prossima gli arrivi dei vaccini saranno decisamente ridotti. Addirittura, purtroppo, la brutta notizia riguarda anche il fatto che non solo
ciò che abbiamo registrato come minori arrivi nei giorni scorsi, ma addirittura anche AstraZeneca, che è quell'altra nuova azienda farmaceutica multinazionale che doveva darci diciamo 3 milioni e 4 circa di dosi, doveva darci 6 milioni di dosi, ce ne darà 3 milioni e 4. E siamo peraltro ancora in attesa dell'autorizzazione dell'EMA, no? Per quanto riguarda AstraZeneca dovrebbe arrivare a giorni. Sì, ma la brutta notizia è che, sperando che arrivi l'autorizzazione, anche questi arrivi saranno ridotti, e quindi noi che avevamo puntato col nostro piano di vaccinazione ad ottenere entro la fine di settembre, diciamo, il 70% degli italiani vaccinati, rischiamo di dover portare questo obiettivo a fine anno. Questo non va bene, il governo è molto rigido da questo punto di vista, minaccia azioni penali e azioni sul piano giuridico e persino penali, potrebbero essere addirittura persino penali, perché quando si sottoscrivono contratti, perché stiamo parlando di contratti sottoscritti, insomma, e poi magari succede che una parte di quelle fiale, anziché venire in Europa, vanno altrove, insomma, possono esserci responsabilità importanti. Contiamo nei prossimi giorni di avere però delle rassicurazioni. Vediamo se sarà così. Ecco, naturalmente è quello che speriamo tutti, anche perché insomma ormai l'abbiamo capito che senza questi vaccini, senza la vaccinazione insomma di massa della popolazione sarà impossibile uscire da questa situazione drammatica nella quale ci si trova, sanitaria ovviamente, ma non solo, con tutte le conseguenze a ricaduta sull'economia che purtroppo conosciamo molto bene, delle quali abbiamo ampiamente parlato in tutti questi giorni. Sottosegretario, ma in questa situazione comunque di forte preoccupazione ce n'è un'altra che sta preoccupando molto, ed è quella della politica, perché insomma, come se non bastassero tutte le difficoltà che il nostro paese sta attraversando in queste settimane, ci si è aggiunta pure la crisi di governo. A che punto siamo in questo senso, no? Mercoledì ci sarà la relazione del ministro Bonafede sulla giustizia, pare che i numeri non ci siano per la fiducia, si parla sempre di questa caccia ai responsabili, oppure addirittura di un governo larghe intese, un Conte Ter. Che cosa vede lei nel prossimo futuro? Lei sa che io sono una persona molto schietta e non sono abituato ai giri di parole. Il Paese ha bisogno di un governo, perché come tutti capiscono, i problemi che abbiamo davanti, quelli di oggi e quelli fra qualche mese, quando noteremo ancora, forse ancora di più, le conseguenze in campo economico che il Covid ci sta lasciando per tante imprese in difficoltà, essendo quindi in un periodo straordinario, ancor di più serve un governo vero. E il governo vero è quando questo governo ha delle idee e ha una maggioranza solida in Parlamento, in modo che il teatro della politica non possa portare instabilità quotidiane che riempiono le pagine dei giornali, ma impediscono in verità di attivare le azioni di governo vere di cui abbiamo bisogno. Basti solo pensare alla Ristori 5, no? Che è quel provvedimento che può contare complessivamente su 32 miliardi di denaro fresco che può essere immesso nel territorio per aiutare chi è in grave difficoltà, soprattutto dal punto di vista aziendale. Quindi serve un governo, però il governo deve avere una maggioranza. Ora, o questo governo, con le tante relazioni che si stanno facendo in queste ore, supera dei voti singoli, il parlamentare A, il parlamentare B, il parlamentare C, per cui sappiamo come la pensano su un provvedimento, ma magari non sappiamo nemmeno come la pensano sul provvedimento dopo. Se la nuova maggioranza dovesse, dopo l'irresponsabile azione di Renzi, dovesse essere questa,
guardi, io penso che a quel punto bisognerebbe pensare a ben altro e si avvicinerebbero fortemente le elezioni. Perché io ho sempre detto che le elezioni in questo momento sarebbero un errore? Sarebbero un errore non perché non debba vincere la democrazia, e la democrazia vede la sovranità nelle mani dei cittadini, vero, sia ben chiaro, ma perché un periodo di campagna elettorale adesso, con i problemi che abbiamo, con il recovery plan che deve essere portato in Europa, ma possiamo permetterci di bloccare tutto per una fiera delle parole come di solito è una campagna elettorale? Io penso che sarebbe drammatico, però o il governo dimostra di avere una maggioranza già a partire da mercoledì, giovedì al Senato, oppure temo che per senso di responsabilità sia giusto che Conte si presenti al capo dello Stato e si cercherà una soluzione diversa o si andrà alle urne. Ecco, sicuramente questa è una situazione che sta preoccupando moltissimo i cittadini. Molti insomma pensano che in questa situazione insomma così difficile e così drammatica, il fatto che si stia pensando e che molti parlamentari insomma in queste ore stiano lavorando solo a trovare questa maggioranza eccetera, anziché concentrarsi su quelli che sono i reali, veri problemi della gente e del paese, sia veramente qualcosa che sta facendo arrabbiare non pochi, che cominciano anche a perdere la pazienza. Quindi voglio dire, ci sono anche tutta una serie di rischi che magari vi stanno in qualche maniera preoccupando. Lei è al Viminale, quindi dal punto di vista proprio della tenuta sociale del sistema paese. Il fatto che la politica sembri rincorrere dinamiche di palazzo, addirittura qualche volta convenienze del singolo parlamentare, quando il paese è in sofferenza, quando c'è un impoverimento complessivo del tessuto economico e del tessuto sociale del paese, questi sono pugni sullo stomaco. È evidente che c'è una grande preoccupazione perché i cittadini non sono fessi, a un certo punto potrebbero anche reagire, potrebbero esserci anche manifestazioni di rabbia contro una politica che non sa dare risposte in un momento così difficile, potrebbero esserci anche problemi di ordine pubblico, chissà, forse. E quindi per questo serve responsabilità e velocità. Quei parlamentari che hanno votato la fiducia o riescono a coagularsi in una forza che sarà un punto di riferimento stabile per il governo accanto alle forze che finora hanno appoggiato il governo con lealtà, e cioè 5 Stelle, il Partito Democratico e la sinistra di Leu. Se nascesse questa forza politica più moderata, liberale, anche proveniente diciamo del popolarismo cattolico, che si dia magari anche un futuro politico nel paese, allora sì, allora Conte potrà contare su una vera maggioranza. E tutto questo passa anche attraverso i colloqui che si stanno facendo, perché viva Dio, non è che possiamo inventarci le cose sulle nuvole. Quei colloqui però non devono essere basati sul do ut des, tu mi dai un voto e io ti do un posto. Questo sarebbe scandaloso, sarebbe indecente e le assicuro che il Presidente Conte non sta seguendo questa strada, tant'è che appunto si vedono le difficoltà proprio perché qui non c'è un mercato dei posti, che peraltro sono anche molto ridotti. Per quanto ad esempio mi riguarda, io sono prontissimo anche a mettere a disposizione il mio stesso posto, per carità, io sono là per aiutare gli enti locali e credo di averlo fatto con precisione per quello che ho potuto. Però gli interessi personali vengono 1000 volte dopo agli interessi collettivi del Paese.
Ecco, lei citava gli enti locali, sottosegretario. Diverse categorie hanno sollevato proprio in queste ultime ore alcune problematiche, diciamo, che si stanno riscontrando anche per quelle azioni che sono state messe in campo dal governo per il rilancio dell'autonomia. Penso per esempio al bonus 110%. Trovano molti ostacoli appunto nei comuni, negli enti locali, per tutta la burocrazia, insomma, necessaria per lo svolgimento di queste pratiche, vuoi per il ricorso allo smart working, vuoi per difficoltà, insomma, dovute a una carenza cronica di personale, che stanno anche come dire, mettendo a rischio il proseguo di queste stesse, la realizzazione entro i termini previsti per legge di questi stessi incentivi che sono stati dati e che si spera, insomma, si auspica possano dare uno slancio a determinati settori, nel caso specifico l'edilizia, ma anche altri, con tutti i vari incentivi e bonus che sono stati messi in atto. Allora, innanzitutto per gli enti locali, che vuol dire comuni, principalmente comuni, province, unioni dei comuni, unioni montane e così via, preannuncio che sto lavorando in modo sodo in queste ore perché nel Ristori 5, cioè il provvedimento di cui parlavamo prima, ci siano ulteriori fondi per i comuni. Perché il 2020 è stato un anno difficile anche per i comuni, con minori entrate, la necessità per i comuni di fornire i servizi ai cittadini senza interruzioni, e ci siamo riusciti. Però il 2021 non è che passando dal 31 dicembre del 20 al 1 gennaio del 21 si sono risolti i problemi. Anche nel 21 i comuni hanno un tot di problemi finanziari, e quindi preannuncio che ci saranno delle risorse aggiuntive importanti per i comuni. Ci saranno risorse anche per i trasporti, perché noi vogliamo riprendere anche in Veneto con il 1° di febbraio senza più interruzioni il ritorno a scuola dei nostri studenti, anche degli studenti delle scuole medie superiori, e quindi bisogna che i trasporti siano sicuri. Ci sono i piani di trasporti provinciali che sono stati elaborati anche d'intesa con le prefetture, ci vogliono pullman aggiuntivi, ci vogliono soldi, e nel Ristori ci sarà una somma importante per il trasporto pubblico locale. Poi ci stanno i problemi di semplificazione. Ora il 110, cioè la possibilità di fare dei lavori nelle proprie case, avendo questo grande bonus, irripetibile bonus da parte dello Stato, attivando quindi l'industria edile, che è, come sempre sappiamo, nella storia è sempre stata così, è stato un volano, un motore di sviluppo anche per tante altre reti produttive del Paese. Queste cose rischiano di incepparsi, perché ad esempio quando faccio la richiesta degli atti per avere tutte le informazioni che servono per attivare la pratica del 110, magari i comuni sono intasati, non hanno personale, le procedure sono lunghe. Io ho consigliato che si apra prestissimo un tavolo di lavoro di ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, con il governo, per vedere anche meglio questi meccanismi, semplificarli ove è possibile semplificarli, e comunque attenzione anche sul personale. Però il lavoro a distanza, che è stato consigliato perché meno persone si muovono, se possono lavorare da casa va molto meglio, d'accordo. Però attenzione, che il lavoro a distanza non può essere a scapito dei servizi ai cittadini. Un dipendente pubblico, un geometra, se lavora da casa deve produrre tanto quanto, se non di più,
di quanto avrebbe prodotto nel suo seduto alla sua scrivania. E questo è uno dei punti critici, no, di tutta questa situazione. Pensiamo, si parlava dell'eco bonus, soprattutto magari per case o condomini vecchi, le carte ovviamente non sono a disposizione del tecnico, del funzionario da casa, e quindi tutto questo subisce un rallentamento che poi diventa magari incompatibile con quelli che sono i tempi dell'esecuzione dei lavori entro quei termini, insomma, che sono stati posti dal governo. Ma ci sono due canali. Uno riguarda eventuali semplificazioni delle procedure, e questo non può che essere fatto attraverso delle norme per le quali chiedevo un confronto velocissimo dell'Associazione dei Comuni d'Italia con il governo. Due, però, mi rivolgo anche e soprattutto ai sindaci, i sindaci autorizzano il lavoro a distanza dei loro dipendenti nella misura in cui quei dipendenti a casa hanno strumenti e modalità per lavorare tanto quanto lavorerebbero in ufficio. Se non è così, vanno richiamati a lavorare in ufficio, perché lo stipendio ai dipendenti viene dato per produrre servizi ai cittadini. Su questo bisogna essere molto chiari, molto rigidi, e questo quindi è il compito di ciascun sindaco nell'ambito della propria struttura. Certo, lei accennava, questa è l'ultima domanda, sottosegretario, che volevo farle, alla scuola, no? Dal 1° febbraio, se le cose continueranno dal punto di vista sanitario ad andare così, i ragazzi anche delle superiori potranno rientrare in aula. Ci sono però anche nella nostra regione diversi sanitari che stanno sollevando qualche dubbio, qualche perplessità, qualche timore, soprattutto visti anche i focolai che da quando sono ricominciate le lezioni in presenza per i più piccoli, per le elementari e per le medie, si stanno a macchia di leopardo un po' sviluppando in tutta la regione. Lei in questo senso è preoccupato o comunque, insomma, la scuola è così importante nel ritorno in presenza dei ragazzi delle superiori che è un rischio che bisogna correre, questo? Guardi, non c'è nessun luogo a rischio zero. Quando andiamo al supermercato e siamo costretti ad andare al supermercato o in un negozio per prenderci i generi alimentari che servono alla nostra vita, un rischio lo corriamo, tant'è vero che diciamo attenzione, bisogna mantenere le distanze, nei negozi si entra un po' alla volta a seconda della grandezza della superficie di quel negozio. Una scuola non è un luogo a rischio zero, però è un luogo in cui sono stati fatti investimenti importanti. Stiamo dicendo che non tutti i ragazzi insieme torneranno, ci sarà una percentuale di ragazzi che continueranno per alcuni giorni della settimana le lezioni a distanza, altri invece cominceranno a riprendere e si turneranno. I professori hanno elaborato piani adeguati da questo punto di vista. I trasporti, lo dicevo prima, vengono fortemente potenziati, quindi ci saranno meno ragazzi che vanno a scuola turnandosi, più bus a disposizione. Quindi abbiamo adottato una serie di decisioni atte a abbassare molto il rischio di contagio all'interno della scuola. A questo punto però bisogna che i ragazzi tornino alla loro vita, alla loro socialità, alla loro educazione. Sarebbe veramente pesante far perdere un intero anno scolastico a tanti giovani, tra l'altro anche con delle conseguenze anche sul piano psicologico di questi giovani adolescenti che vivono, come sappiamo, un momento critico della loro vita per l'età adolescenziale, tenerli bloccati a casa, isolati dai loro compagni, senza relazioni. Attenzione, c'è un problema educativo, c'è persino un problema psicologico. No, è giusto ormai che i ragazzi tornino a scuola e dobbiamo fare l'impossibile perché questo avvenga in Veneto a partire dal 1° di febbraio, seguendo rigorosamente tutti i protocolli. Laddove dovessero esserci degli isolati focolai, evidentemente si interverrà. Ma ormai la campanella sta per suonare, bisogna tornare.
Quei ragazzi non li possiamo lasciare abbandonati nelle loro case, anche perché non tutti, mi scusi, hanno case confortevoli, uno studio, l'attrezzatura anche informatica adeguata. C'è chi vive in case molto modeste, dove ci sono fratellini, dove c'è rumore, dove seguire le lezioni a distanza diventa un grande problema. Ci sono alcuni che addirittura non frequentano le lezioni online perché non vogliono, non ce la fanno, non hanno i mezzi. Attenzione, c'è una situazione pesante che non si vede ma è pesante. Certo, approfitto sottosegretario se ha ancora qualche minuto per restare con noi, perché vedo che si è già collegato il prossimo ospite, che è Mario Pozza, presidente di Union Camere del Veneto. Buongiorno Pozza, grazie per essere con noi. Se può restare ancora un minuto il sottosegretario con noi. Pozza aveva una domanda da fare ad Achille Variati? Buongiorno a tutti e un particolare saluto al sottosegretario. L'ho sentito prima il suo intervento che faceva riferimento allo smart working nelle amministrazioni locali. Credo che abbia recepito bene il messaggio che lo smart working non può sostituire sicuramente l'attività che si fa negli uffici, solo in piccola parte, perché proprio uno dei problemi che abbiamo adesso, ad esempio con i super bonus dell'edilizia del 110%, ci sta mettendo proprio in crisi. E quindi ecco, un'apertura alle amministrazioni locali per assumere quel personale che è andato in pensione e che difficilmente ancora non si è rimesso al proprio posto. Questo è un elemento, direi, fondamentale, anche perché il presidio del territorio è dato da cosa? È data dall'amministrazione locale. L'ultimo anello dello Stato è proprio il comune e il rapporto diretto con i cittadini c'è lì, quindi se funzionano bene le amministrazioni locali sicuramente tutto il resto poi è molto più facile, soprattutto dal punto di vista burocratico. Quindi ecco, se si può dare un'apertura alla riassunzione del personale che bisogna quanto prima, come dicevo, metterlo in campo, insomma. Ecco, Presidente, innanzitutto grazie, innanzitutto saluto il Presidente Pozza e gli dico che sono non d'accordo, sono assolutamente d'accordo con lui sul ruolo fondamentale degli enti locali. Se si inceppa lì la macchina delle pratiche, soprattutto urbanistiche e di edilizia privata, se si inceppa lì non ne veniamo fuori. Ecco perché consigliavo anche all'ANCI nazionale di aprire con noi un tavolo per prendere presto delle decisioni. Tra le decisioni, sempre curva epidemiologica permettendo, che dovremmo prendere è ritornare a dare la possibilità di fare le selezioni, cioè di fare i concorsi, perché se un comune può assumere 3 dipendenti, ad esempio per gli uffici tecnici, adesso se non ha una graduatoria aperta non riesce a fare il concorso, e questo non è sbagliato. Bisogna che noi assolutamente riprendiamo anche le selezioni per poter sostituire il personale che è andato in pensione. Tutti argomenti che stiamo seguendo con grande rigore. Assicuro il Presidente Pozza e io farò non di tutto, più che di tutto perché questo accada. Nel frattempo contiamo che ci sia una grande collaborazione con il governo sulla recovery plan. Credo che quel progetto da cui dipende un paese digitale, da cui dipende un paese con infrastrutture più dignitose, per le quali dipende un paese più sostenibile, più competitivo, con delle filiere più forti del mondo produttivo, quel documento va decisamente migliorato e ci aspettiamo che dalle forze economiche ci sia un grande contributo che so che non mancherà. Grazie, allora io ringrazio il sottosegretario Variati per essere stato con noi, grazie naturalmente, buon lavoro e buona domenica. Grazie a voi. Un saluto. Allora, Pozza, il contributo delle categorie nel recovery plan, c'è questa diciamo richiesta e come avete cercato di rispondere, di portare il vostro contributo in questo piano che sicuramente rappresenta il più grande investimento fattibile nel Paese dal dopoguerra?
Ma la Regione Veneto si è subito attivata, sono stati costituiti dei tavoli proprio per portare le istanze delle categorie economiche e in modo tale che poi la Regione le faccia sue e le porta al tavolo ai tavoli nazionali. Noi sappiamo che ovviamente questa è un'opportunità unica e fondamentale per il rilancio del Paese, in una situazione molto critica come la stiamo vivendo. Il Paese ha bisogno di modernizzarsi sotto tanti aspetti, ha bisogno di essere competitivo perché siamo sempre al secondo manifatturiero in Europa, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter rimetterci in carreggiata. E c'è molta aspettativa su questo perché sono dei denari che sicuramente dovremmo ridare indietro perché non sono denari a titolo gratuito, almeno una piccolissima parte arriverà comunque a fondo perduto, però sono denari che devono essere spesi bene, devono far ripartire l'economia con i cantieri, dalle infrastrutture, non solo infrastrutture ma anche quello che è l'innovazione del Paese. Ci sono temi strategici per cui il mondo dell'economia sicuramente è dentro nei problemi e lo stiamo vivendo quotidianamente con i rapporti che abbiamo con la Regione e poi a livello nazionale. Certo, allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Resti con noi, Pozza, che tra poco continueremo appunto a parlare di queste questioni molto importanti per il nostro Paese. Pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Antenna 3, siamo in collegamento con Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto. Dicevamo del recovery plan e di queste misure che sono fortemente attese dal mondo dell'impresa, dal mondo delle aziende del nostro territorio, che stanno ovviamente vivendo un momento di difficoltà non da poco causato dalla pandemia, ma oltre alle difficoltà ci sono anche delle imprese, ed è notizia appunto di questi giorni, che non riescono a trovare manodopera qualificata, quindi c'è anche questo scollamento, diciamo, no? Possiamo dire, tra quelle che sono le esigenze del mondo produttivo e quella che poi è la realtà, no? del tema del lavoro. Sì, ci sono tante imprese che non trovano professionisti e soprattutto quelli legati all'innovazione, parlo di ingegneri, parlo di operatori che ti mettono in competizione, cioè ti mettono nella possibilità che la tua impresa possa competere con le altre imprese europee. Abbiamo visto che durante i 10 anni di crisi che abbiamo avuto prima e anche adesso con la pandemia, le aziende più digitalizzate, più innovative sono quelle che sono riuscite ad avere numeri più performanti, ecco. Quindi c'è questa carenza di personale qualificato che bisogna colmare. Perché? Perché ormai la tecnologia, l'innovazione è l'arma vincente non solo per la produzione ma anche per la vendita stessa. Vediamo quanto l'e-commerce sta incidendo sul mondo del commercio, quindi le aziende sono sempre più proiettate verso questo tipo di investimento, ma l'investimento non è solo quello materiale delle attrezzature, ma ci vogliono anche le competenze e questa è una grossa lacuna. E poi ovviamente ci sono carenze anche su tanti mestieri artigiani che non ci sono più perché si è abbandonata l'attività manuale, poco valorizzata, poco promossa, tra virgolette, uso questo termine, nell'orientamento del mondo della scuola. Quindi bisogna un po' rivedere, questa è l'occasione proprio di questo periodo così tragico per le vittime, ma per le difficoltà, ma anche per l'economia, per rimettere la macchina in sesto e ripartire alla grande. Ecco, lei citava l'e-commerce, approfitto perché si è già collegato con noi Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso. Buongiorno Capraro, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Ciao Federico, buongiorno. Allora, citava l'e-commerce, no? Peraltro in provincia di Treviso in questi ultimi giorni c'è parecchia agitazione per l'ipotesi di apertura di questo nuovo grossissimo polo di Amazon. Prima sembrava Casale sul Sile, ora sembra che la multinazionale sia interessata ad un ampio terreno in zona Roncade, nei pressi del casello autostradale.
digitale. Quindi come vi ponete, diciamo, di fronte a queste situazioni, a queste scelte che inevitabilmente, insomma, sono destinate a condizionare quello che sarà anche il futuro del commercio? Su questi temi credo che, Presidente, con te condividiamo spesso questi passaggi e devo ringraziare il Presidente Pozza per quanto sta facendo, per gli stretti rapporti che manteniamo, ma stiamo parlando di due livelli assolutamente diversi, nel senso che non è certo un nostro sistema che può bloccare o limitare lo sviluppo tecnologico. Il tema di Amazon è un tema di una vendita online che è una nuova frontiera anche per il nostro commercio tradizionale. Noi dobbiamo accompagnare i nostri esercenti su quel piano lì, su quel livello lì, portarli nel digitale, perché quella è la modalità, un canale in più che serve anche a loro. All'interno di questo contesto è chiaro che ci sono dei player, degli importanti protagonisti che sono da tempo al monopolio di questi mercati. La questione di Amazon e del polo logistico di Casale o adesso della prospettiva di un grosso insediamento a Roncade non riguarda l'ambito dello sviluppo del digitale nelle vendite, riguarda invece un tema a noi caro che è il consumo del suolo, ma abbiamo davvero bisogno di questi insediamenti? Questi insediamenti sicuramente servono a quella realtà privata, ma noi che siamo responsabili del nostro territorio, crediamo davvero che il nostro territorio abbia bisogno di quei contenitori lì? E addirittura, se vero è che a Roncade è in realizzazione un prossimo volume di quelle dimensioni per ospitare Amazon, ma allora il progetto lì a pochi chilometri del polo logistico di Casale ha senso? Ecco, io credo che dobbiamo lavorare su due livelli diversi. La nostra attenzione territoriale è quella ad uno sviluppo sostenibile e consapevole del nostro territorio. Cosa vogliamo per il nostro territorio, per i nostri figli, per coloro che prenderanno il posto dopo di noi? Questo è un tema. Sull'aspetto, e ho chiuso, del digitale, è chiaro che noi, Camera di Commercio, le associazioni di categoria, tutti coloro che hanno un ruolo di responsabilità in questo senso devono sposare, non combattere, devono sposare il digitale e devono portarlo all'interno delle famiglie, delle scuole, delle aziende e degli esercizi commerciali, perché questo è il nostro futuro, che in realtà è già presente e lo dimostra adesso che ci stiamo parlando a tre, ognuno da un posto diverso, insomma. Certo, Pozza, su questo tema. Ma io lo vedo come il Presidente Capraro, direi che l'e-commerce non si può assolutamente fermare. Io credo che bisogna, parallelamente allo sviluppo delle aziende che devono sapersi porre anche con questi grandi operatori, responsabilizzare il consumatore. In che senso? Al consumatore gli fa comodo avere la bottega di vicinato? Sì, gli fa comodo perché è sotto casa, ma sa che nella bottega di vicinato non può trovare il prezzo che trova nell'e-commerce. Primo. Secondo, è bello avere la via illuminata con la vetrina ben curata e quindi la vita la si vive nel proprio centro, nel proprio paese, nella propria città, o è bello vedere la vetrina chiusa? Ecco, bisogna a mio avviso anche lavorare sull'educazione, tra virgolette, del consumatore. Ci sono i due rovesci della medaglia, ovviamente, ed è anche il nostro compito questo, perché noi sappiamo che quando chiude una bottega anche il valore degli immobili che stanno attorno iniziano a calare. L'altro aspetto, come diceva il Presidente Capraro, abbiamo un consumo del suolo, direi, molto importante, molti allarmi sono stati lanciati, tra l'altro c'è uno studio che Camera di Commercio e Assindustria Veneto Centro stiamo ormai ultimando per fare la mappatura delle province di Padova e di Treviso, di quanti capannoni ci sono, di quanti sono occupati,
e cosa c'è dentro in questi capannoni, perché noi sappiamo che anche tanti capannoni vuoti a volte sono motivo di stoccaggio di rifiuti non insomma poco preoccupanti, usiamo questo termine. E quindi abbiamo un territorio bellissimo che tutti ci invidiano, e bisogna anche stare attenti a questi valori. E poi ci vogliono anche le infrastrutture. Come dicevo prima, noi siamo in una realtà dove le infrastrutture, ho visto negli ultimi piani del governo, l'asse Belluno-Treviso è tagliato fuori. È inimmaginabile che ancora il Veneto non abbia uno sbocco a nord. Se noi siamo sotto scacco dell'Austria, e dovremmo pagare pedaggio ogni volta a favore delle aziende austriache. Ecco, c'è tutto un insieme di ragionamenti. Perché? Perché le autostrade possono essere delle autostrade, uso un termine digitale di avanguardia, perché l'ultima generazione di autostrade c'hai il Bluetooth che ti carica la macchina elettrica, che ti carica il telefonino, che hai tutta la trasmissione informatica nella rete, e quindi ci sono opportunità, come dicevo, ma bisogna giustamente guidarle. Ecco, tornando all'argomento dei ristori per le nostre aziende che si trovano in difficoltà, sicuramente uno dei temi più caldi di queste ore, visto che appunto è stata riconfermata la zona arancione per il Veneto almeno per un'altra settimana, è quello appunto del mondo della ristorazione, bar e ristoranti, diversi dei quali stanno pensando anche a delle azioni di protesta più diciamo tra virgolette clamorose rispetto a quelle dei giorni scorsi. Capraro. È assolutamente comprensibile la frustrazione. Non è però, e lo dico da esercente, non è però condivisibile una manifestazione di protesta che non rispetti le regole. Il senso e il bisogno che abbiamo noi per primi di trasmettere il valore della responsabilità, che è quello che ci accompagna oggi nella presunta uscita, perché stiamo parlando di una zona arancione che forse è arrivata all'ultima settimana, ma una responsabilità che ci dovrà accompagnare per tutte le prossime settimane, perché non è che passando da un colore all'altro sia cambiato il contesto nel quale ci troviamo. Noi entriamo in una dimensione nuova nella quale dovremmo sempre e per un prossimo futuro avere tutta una serie di comportamenti, di accortezze che ci riportano alla responsabilità. Lavoriamo invece certo manifestando tutto un disappunto che è naturale, perché lo abbiamo detto, c'è un'incapacità da parte di chi a Roma ci governa, che sono presi da tutti altri impegni di ordine politici e di, come posso dire, accontentare le troppe sedie e le troppe persone che su quelle sedie vogliono sedersi, quando invece i problemi sono di altro tipo. Lavoriamo invece ad un piano che con dei punti precisi che sono la riduzione del costo del lavoro, la riduzione del fisco, i costi della burocrazia che devono essere ridotti, lavoriamo a riscrivere le regole, perché con le regole attuali, che sono le regole precedenti alla pandemia, noi non possiamo ripartire. Quelle regole erano scritte sulla base di condizioni di mercato che non ci sono e non ci saranno per i prossimi anni. Noi dobbiamo riscrivere delle regole per un periodo transitorio, che è quello che dovrà portare le aziende ad uscire dalla situazione attuale, a recuperare il tempo perso, a recuperare un indebitamento che ahimè è diventato insostenibile e a riprendere una normale attività. Ecco, non credo che in questo momento ci si possa dedicare a Roma a litigare sulle poltrone e sul territorio a delle manifestazioni che non siano corrette e responsabili, perché ci sono in gioco problemi ben maggiori.
Ecco, senz'altro, una cosa certa è sicuramente che bisogna fare presto, no? Perché al di là di tutto abbiamo sentito notizia proprio di questi giorni che ci sono diversi imprenditori di questi settori particolarmente provati dalle chiusure che stanno riportando le licenze ai comuni, stanno restituendo le licenze, hanno insomma intenzione di chiudere. Pozza, voi peraltro avevate anche fatto uno studio, no, recente proprio su questo aspetto. Sì, allora innanzitutto vi do una notizia: il 2 di febbraio si aprirà il bando che la Regione Veneto assieme a Unioncamere darà ristoro a una serie di categorie economiche, anzi vi do i titoli, ecco, sono all'incirca 18 milioni di euro, scusate. Quindi comprende la filiera degli eventi, congressi, matrimoni, cerimonie, li sto leggendo perché sono ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi. Poi abbiamo la filiera dei trasporti alle persone, quindi gli NCC, la filiera dello sport, intrattenimento, parchi divertimento tematici, incluse le attività di spettacolo viaggiante, poi filiera attività culturali e spettacolo e commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri, cartolerie, eccetera. E quindi sono un ulteriore aiuto che la Regione Veneto dà e le Camere di Commercio. Ecco, ricapitoliamo, allora lei ci ha dato una notizia, no, Pozza? Il 2 febbraio sì. Di cosa si tratta allora esattamente? Si aprirà il bando che noi anzi la Regione ha dato mandato a Unioncamere del Veneto, alle Camere di Commercio del Veneto di predisporre per dare dei ristori, dare un sostegno economico alle attività che ho citato poco prima. Ci sono richieste di altri codici Ateco che però non rientreranno perché purtroppo non ci sono disponibilità finanziarie per accontentare, uso questo termine, concedetemelo, per queste ulteriori categorie, però probabilmente più avanti ci sarà un'integrazione. Quindi 18 milioni di euro. 18 milioni e qualcosa, sì, 1 milione lo mettono le Camere di Commercio Veneto e il resto le mette la Regione Veneto. Quindi devono le aziende tenere sotto un controllo i siti delle Camere di Commercio o di Unioncamere Veneto in modo tale per fare richiesta di questi ristori, insomma, di questo contributo. Ecco, Capraro. Ma allora è la chiara dimostrazione che si può fare. Chi è sul territorio non è un plauso alla Regione, al Presidente Pozza e al sistema camerale. Chi è sul territorio, chi conosce le realtà, riesce nei limiti delle disponibilità che ha ad essere concreto e veloce. Questo è un modo di stare vicino alle imprese. Veloci, perché l'esigenza è tale, e con interventi concreti. Questo per dire, sono sufficienti? No, certo, non sono sufficienti, ma è da lì che si inizia. Noi dobbiamo essere immediatamente al fianco delle nostre imprese. Teniamo conto che con alcune politiche che sono in corso, noi stiamo nascondendo alcuni problemi, li stiamo rimandando. La soluzione di questi verrà procrastinata a tempi ancora più difficili. Mi riferisco ad esempio al blocco dei licenziamenti. Invece dobbiamo intervenire velocemente su ciò che serve con queste iniziative, anche con i ristori, con i grandi progetti, come dice giustamente il Presidente Pozza, e con un indebitamento che deve essere finalizzato a uno sviluppo. Non possiamo indebitarci per pagare i debiti. Noi dobbiamo indebitarci per creare occasioni di sviluppo. Se ci sviluppiamo avremo l'occasione, come sempre l'abbiamo dimostrato, di pagare tutto quello per il quale ci siamo indebitati nel corso degli anni. Abbiamo bisogno di tempi più lunghi e abbiamo bisogno di piani di sviluppo. Pensare che il nostro territorio, la provincia di Treviso, è attraversata dall'autostrada delle Olimpiadi, dalla Milano-Venezia-Cortina, e noi stiamo ancora parlando di un'infrastruttura che non ha nessuna
logica coi tempi che corrono, ma se non sfruttiamo questo grande evento per potenziare un'infrastruttura, un collegamento verticale che mette in linea 3 siti UNESCO, le Dolomiti di Cortina, le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Venezia, che sono 150 chilometri in linea verticale e non sono collegate. Se non pensiamo a questi progetti, ma dove pensiamo di andare con lo sviluppo del nostro territorio? Certo, allora io volevo chiudere questa pagina, diciamo, con voi con un focus sui vaccini, perché abbiamo capito che comunque da tutta questa situazione, fino a quando non ci sarà una vaccinazione importante di massa della popolazione, difficilmente insomma potremo uscire completamente, no, da tutti questi problemi che purtroppo ci stanno attanagliando, e ci sono delle novità che purtroppo non sono buone relativamente alla campagna vaccinale, in quanto c'è stato un incontro proprio ieri sera tra le regioni e il Ministero della Salute e il ministro Boccia sulla questione dei vaccini, su cui ci aggiorna l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che la collega Francesca Bozza ha sentito proprio pochi minuti fa. Sentiamo quindi l'intervista. È stato fatto ancora il punto della situazione, no? E purtroppo c'è, come sapevamo già per la settimana prossima, la diminuzione ancora del vaccino Pfizer, no? Noi ci avevano già annunciato, noi riceveremo 50.300 dosi di Pfizer, che sono quelle mancanti della settimana prima, e una parte perché la settimana prima c'era stata una riduzione del 29%, se vi ricordate, però noi avevamo avuto una riduzione del 53%. Questa settimana la riduzione è del 20% e hanno cercato di riequilibrare tutte le regioni, quindi dando quello che era mancato anche la settimana scorsa. Quindi noi riceveremo il 27 50.300 dosi del vaccino Pfizer. Dopodiché dicono, però è tutto da vedere, che da inizio febbraio dovrebbe tornare diciamo così, il quantitativo che era previsto. Però la novità anche su Pfizer è che rispetto ai 15 milioni che erano previsti nel primo trimestre c'è stata una forte riduzione e si parla circa di 10 milioni per il primo trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo. L'altra doccia fredda è stata su AstraZeneca, nel senso che AstraZeneca, che dovrebbe avere il via libera da EMA il 29 e quindi poi da febbraio essere disponibile, si era parlato fino alla settimana scorsa di 8 milioni per i primi 3 mesi, invece ieri ci hanno confermato che parliamo di 3,4 milioni, quindi anche qui una riduzione molto molto forte, e i primi quantitativi inizieranno ad arrivare dal 15 di febbraio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente noi per i primi 3 mesi in totale tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna avremo a livello nazionale circa 15 milioni di dosi che invece ne hanno previste il doppio. Domani faremo chiaramente il punto della situazione con la prevenzione, quindi con la dottoressa Russo e il dottor Mungillo, che è il delegato, quello che tiene i rapporti per quanto ci riguarda anche con il commissario Arcuri. Allora, noi oggi siamo, il dato di ieri sera eravamo a 118.696 persone, soggetti vaccinati, con già 8.387 seconde dosi. E noi stiamo facendo le seconde dosi, quindi l'abbiamo detto, non stiamo vaccinando nuovi soggetti, perché quanto avevamo la settimana scorsa, con i 50.300 di questi della settimana prossima, arriveremo quasi, ce ne mancheranno circa 10.000 per finire il giro delle seconde dosi. Dopodiché ricordiamoci che ci mancano però ancora tutti quei soggetti che noi avevamo conteggiato in 185.000 della prima fase, e quindi mancano ancora operatori sanitari degli ospedali, del territorio, mancano ancora ospiti e anche operatori delle RSA. Quindi prima sicuramente chiuderemo questa fase e poi si partirà appunto con gli over 75, gli over 80. Mi sembra che dai calcoli che ha fatto il commissario Arcuri a spanne, allora 2.200.000 sono circa
i soggetti della prima fase in tutta Italia, 2.200.000 i soggetti della prima fase, no? 4 milioni sono gli over 80 più o meno. Quindi tutto questo contingente potrebbe bastare, quindi questi 15 milioni se arrivano come devono arrivare, perché siccome vediamo che di settimana in settimana qui cambiano il quantitativo di forniture, dovremmo riuscire a fare queste due fasi, però è tutto da vedere. È chiaro che noi ci adegueremo in base alle certezze che abbiamo. Comunque primissima, finiamo tutti la seconda dose. Poi finiamo tutti la prima parte e poi inizieremo con gli anziani e nel frattempo speriamo di capire anche quanto vaccino ci arriva di settimana in settimana. Ecco, allora proprio un flash prima di chiudere, Capraro, Pozza, non sono notizie rassicuranti queste, perché è chiaro che un ritardo, no, nella campagna vaccinale poi a cascata comporta delle conseguenze ovviamente su tutto il resto della situazione, con le chiusure, con le ulteriori limitazioni e quant'altro. È evidente che l'unica possibilità che abbiamo di uscita è la strada della vaccinazione. Noi oggi vediamo una luce in fondo al tunnel che speriamo non sia la stessa che vedevamo a settembre e ottobre e poi abbiamo visto dove siamo ricaduti. È chiaro che nel momento in cui si vaccinano gli over 75 e ovviamente le categorie maggiormente esposte, tutto il personale sanitario, i professori, i docenti, gli operatori anche del nostro settore che sono nei supermercati, nei negozi alimentari che sono a più stretto rischio, credo che a quel punto lì, fatta questa parziale copertura, si possa tornare a mettere tutti nelle condizioni di riaprire, di tornare alla normalità, perché il rischio sulle altre fasce può essere corso in base a un piano di vaccinazione che avrà la sua prospettiva di sviluppo nel corso di tutto l'anno. Ma è assolutamente urgente oggi almeno coprire, ripeto, le fasce deboli e quelle più esposte. Ecco Pozzo, speriamo che arrivino questi vaccini, che non si debbano subire ulteriori ritardi, altrimenti veramente sarebbe drammatica la situazione. Ma intanto lo Stato faccia valere le proprie ragioni. L'ha detto prima il sottosegretario Variati, io mi auguro che ciò avvenga. Primo. Secondo, si sta creando molta aspettativa sui vaccini perché qualcuno qualche tempo fa ha detto in primavera avremo l'inflazione di vaccini e quindi ce ne sarà in abbondanza per tutti. Mi sembra che non sia proprio così, ecco, quindi bisogna dare anche segnali più chiari e creare meno aspettative. Purtroppo dovremo fare ancora sacrifici e come è stato detto prima dal Presidente Capraro, non è la zona gialla o arancione che ti fa calare tutto quello che deve rispettare il cittadino per non essere contagiato, ma bisogna mantenere sempre essere prudenti perché purtroppo vediamo qual è la situazione e quindi non ci saranno a breve termini soluzioni se non con quello di proteggerci con mascherine, guanti o quant'altro, insomma. E tutte le misure che abbiamo, abbiamo insomma, purtroppo imparato molto bene in questi lunghissimi mesi. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Mario Pozza e a Federico Capraro, buon lavoro naturalmente e buona domenica. A voi, buona domenica a tutti. Grazie, allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità, qualche istante, restate con noi, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta con il nostro telegiornale, ben ritrovati appunto in studio. Continuiamo a parlare delle tematiche del lavoro con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Buongiorno Paglini, grazie per essere collegato con noi.
Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. Ecco, allora cominciamo. Lei da poco si è insediato, no, come nuovo segretario della CISL per le province di Treviso e di Belluno. La situazione ora, ne abbiamo parlato appunto per alcuni settori legati in particolare al commercio, ma sappiamo insomma che le difficoltà di questo momento sono a 360 gradi o quasi insomma dell'economia del nostro territorio. La situazione che lei ha trovato? La situazione è quella che vediamo tutti i giorni, perché il quadro è desolante, ci sono settori che vanno malissimo, che sono sull'orlo del baratro, e altri settori che comunque hanno ritrovato una certa dinamicità. Le imprese fanno fatica comunque ad approvvigionarsi e a creare un magazzino, però ci sono situazioni differenziate. Per esempio il settore del legno è un settore che sta andando bene, ci sono altri settori tipo l'industria degli elettrodomestici pure, e probabilmente sta cambiando qualcosa anche nelle abitudini di consumo delle persone, proprio perché c'è questo andamento che non ci aspettavamo e che in qualche modo ci fa dire che bisogna fare un lavoro importante nell'incrocio tra domanda e offerta. Una frustrazione che noi viviamo in questo periodo è proprio questa difficoltà di trovare interlocutori sul territorio, nelle istituzioni, con le controparti, che consentano di creare dei tavoli, dei momenti di confronto in cui si incrocino domanda e offerta di lavoro, perché da una parte abbiamo settori, come dicevate, che stanno espellendo forza lavoro. Per fortuna c'è ancora il blocco dei licenziamenti che in qualche modo aiuta a non perdere posti di lavoro, ma da una parte dicevo c'è questa situazione, dall'altra ci sono aziende che chiedono lavoro e non riusciamo a creare le condizioni perché ci sia un accompagnamento, un governo di questa fase attraverso la formazione, attraverso la riqualificazione del personale. Quindi questo è un po' il quadro che stiamo vivendo in questa fase, in particolare in provincia di Treviso. Poi Belluno è una situazione più complessa, lì c'è tutta l'industria della montagna, dell'attività della montagna legate agli impianti di risalita, allo sci, che sta andando malissimo, e quindi poi lì ci sono altri problemi più concreti che vengono anche da mancati investimenti, mancata programmazione nelle infrastrutture, nello sviluppo della montagna, che portano allo spopolamento, che portano all'isolamento. Diciamo che Belluno rispetto a Treviso è un quadro più complesso e più delicato. Ecco, tornando a Treviso, lei parlava, no, di questa necessità di incrociare domanda e offerta che potrebbe in qualche maniera come dire, aiutare anche diversi lavoratori che in questo momento purtroppo si trovano in grande difficoltà, e quindi un po' un appello alle associazioni datoriali, quello che lei sta facendo, cioè come mai non si riesce a trovare questo confronto? Sì, più che un appello alle associazioni datoriali con le quali abbiamo comunque avuto momenti di confronto e c'è ampia disponibilità a lavorare su questo terreno, manca proprio, come dire, un luogo istituzionale dove poter far incrociare domanda e offerta. Ma purtroppo c'è anche una carenza delle istituzioni in questo senso, della politica, in quanto un tempo quel ruolo era rivestito, ricoperto dalle province, poi le province sono passate a enti di secondo livello, ed è mancato un completamento della riforma di tutta quella settore delle nostre istituzioni. Poi sono arrivati i navigator, doveva essere uno strumento che doveva far incrociare domanda e offerta, ma al momento i navigator sono rimasti solo grandi affermazioni di principio, ma nient'altro. Quindi con la Assindustria, con le associazioni di categoria, noi comunque stiamo ragionando, ci rivedremo anche a breve perché avevamo preso un impegno reciproco di ritrovarci, aprire un'agenda comune proprio nell'ottica di un investimento sull'occupazione e sullo sviluppo. Credo che qui ci sia la politica che debba dare una risposta. Noi facciamo un appello forte a tutte le istituzioni e alla politica in particolare, perché si deve fare in fretta. Noi abbiamo un problema in questo momento che se non riusciamo a riconvertire i lavoratori che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro perché i loro settori non girano, non vanno, e con quello che è la situazione di altri settori che invece sono dinamici e stanno lavorando, se non riusciamo a fare questo lavoro rischiamo comunque di lasciare la gente per strada, e questo è un problema.
Ecco, a tal proposito ci sono anche i dati proprio recentissimi, no, che avete avuto dall'INPS relativamente alle casse integrazioni. Che dati sono per i nostri territori, insomma, di Treviso e Belluno che lei rappresenta? Guardi, sono dati che mai ci saremmo immaginati di vedere, perché sommano tutte le ore di cassa integrazione che sono state utilizzate nell'arco di un decennio, in un arco temporale molto limitato, perché parliamo di pochi mesi, nel senso che non siamo ancora arrivati all'anno dal momento in cui è partita questa pandemia e quindi il lockdown e tutto quello che ne è conseguito. Quindi sono dati che in qualche modo ci dicono che c'è bisogno di continuare con il supporto di ammortizzatori sociali, però ci sono anche molti settori della nostra attività lavorative, delle nostre imprese, che non sono coperti dagli ammortizzatori, e quello che noi stiamo chiedendo al governo è che si intervenga con una riforma strutturale e condivisa degli ammortizzatori sociali, per consentire a tutte quelle fasce di lavoro dipendente che non sono oggi coperti con quegli ammortizzatori, che si possano dare tutele anche a loro. Però la situazione è comunque complessa, proprio perché abbiamo un utilizzo massiccio di cassa integrazione, pur comunque riconoscendo, come dicevo prima, una certa dinamicità e una certa anche nel mondo del lavoro, anche nell'occupazione, perché per esempio la provincia di Treviso, assieme a quella di Rovigo, non so, ricordo male, sono le uniche due province che hanno un saldo occupazionale positivo rispetto all'anno precedente, per quanto limitato. Quindi l'utilizzo della cassa integrazione è stato comunque uno strumento che ha consentito di preservare da una parte il collegamento con il lavoro in una fase in cui non si sapeva neanche quali erano le prospettive della pandemia, qual era il quadro che si sarebbe delineato dopo il lockdown. Dall'altra comunque c'è una necessità di intervenire con questa riforma degli ammortizzatori, dall'altro un miglioramento anche degli strumenti per chi perderà il lavoro, perché oggi abbiamo una NASPI che ha una durata di 24 mesi con un decalage, una riduzione dell'assegno nell'arco di quei 24 mesi. Noi chiediamo, è stato presentato nei giorni scorsi anche al governo la richiesta, chiediamo un prolungamento della NASPI a 36 mesi e una riduzione di quel decalage, proprio nell'ottica di preservare le tutele dei lavoratori, ma soprattutto di non scollegare le persone al lavoro. Perché qui il tema, lo sentivo prima anche dagli ospiti che c'erano in trasmissione, c'è un problema di scavallamento, di scollinamento della fase pandemica. Quindi i vaccini a un certo momento porteranno un beneficio nella popolazione, noi dobbiamo arrivare a quel momento ad essere pronti per agganciare la ripresa, perché rischiamo di perdere imprese, di perdere lavoro e di non essere in condizione di agganciare la ripresa. E quindi tutto questo, queste proposte che abbiamo fatto al governo e che chiediamo fortemente, servono proprio a non perdere il treno dello scavallamento della fase pandemica. Ecco, ma secondo lei in questa situazione politica che abbiamo, che margini ci sono per poter vedere accolte queste istanze? Insomma, no, sappiamo quelli che sono i problemi del Paese e sappiamo anche la situazione politica al momento che stiamo vivendo. La situazione politica non è per niente rassicurante. Noi quello che chiediamo è che si faccia in fretta a ricomporre una maggioranza stabile che dia prospettiva al governo, al Paese, indipendentemente dai colori, perché noi non entriamo nel merito. Certo che in questa situazione di instabilità non giova a nessuno, c'è un recovery plan da definire, da completare, da presentare all'Unione Europea. Qualcuno, sentivo stamattina nella rassegna stampa, qualcuno dice che rischiamo di perdere anche il treno del recovery plan. Quindi l'appello è a tutte le forze politiche: fate in fretta e date una prospettiva al governo e una stabilità al Paese. Dopodiché la mia personale opinione è che in una fase così straordinaria ed emergenziale forse ci sarebbe il caso di far sì che tutte le forze politiche partecipassero a un governo di responsabilità nazionale. Però questo lo lasciamo al Presidente della Repubblica e alle forze politiche la scelta, però proprio per la straordinarietà e l'emergenza che stiamo vivendo ci sarebbe la necessità che tutti partecipassero a sorreggere il Paese e a dare prospettiva. Dopodiché, finita la fase della pandemia,
ci sarà il tempo per tornare alle urne e per tornare a una situazione di ordinarietà in cui le forze politiche si confrontino con le proprie idee e con le rispettive posizioni politiche. Però ripeto, qui il problema è fare in fretta, soprattutto perché, come dicevo prima, abbiamo bisogno di risposte. Il paese, l'economia, soprattutto nel nord-est, è un'economia che vive sull'ossatura delle piccole e medie imprese. Se perdiamo le piccole e medie imprese, perché sono aziende piccole che magari non hanno grossa capitalizzazione, se perdiamo le piccole e medie imprese, noi perdiamo l'ossatura del paese e non credo che si possa pensare di creare lavoro solo per decreto, perché qui ci hanno insegnato, ci hanno spiegato che bastavano dei decreti per risolvere i problemi. Al momento tanti decreti ma poche risoluzioni dei problemi. Ecco, per quanto riguarda proprio il lavoro, titolavamo prima, no, lo spettro di marzo, c'è questa spada di Damocle dello sblocco appunto dei licenziamenti che potrebbe tradursi in un effetto catastrofico sul mondo del lavoro. Sì, anche qui noi chiediamo una proroga proprio perché è possibile pensare, assolutamente è possibile pensare a che si fermi, si termini questo blocco dei licenziamenti, ma una condizione che si introducano politiche attive, quello che dicevo prima, formazione e riconversione, perché solo così noi creeremo le condizioni per chi perde il lavoro perché lo possa ritrovare. Perché io non credo che le imprese oggi ne siano interessate a lasciare a casa i lavoratori, cioè non vogliono, credo, fare cassa sulla pelle dei lavoratori con la riduzione del costo del lavoro, proprio perché ci sono settori che sono dinamici, che crescono. Dall'altra parte però abbiamo moltissime imprese che rischiano di fallire, quindi lo spettro è dei fallimenti che porterà ai licenziamenti, ma se ci saranno i fallimenti e ci saranno i licenziamenti non avremo nessun blocco di licenziamenti che terrà. Quindi il problema proprio è di far sì che l'economia regga fin tanto che non si supererà questa fase pandemica. Comunque quello che noi chiediamo in questo momento è che si mantenga il blocco di licenziamenti fin tanto che non si introdurranno politiche attive, formazione e riconversione. Ho dato un'occhiata alla recovery plan, che è stato, gli ultimi documenti sono stati presentati, anche sulle politiche attive, tante affermazioni di principio ma poca sostanza. Non ho letto nulla che dica in quel luogo, in quelle istituzioni, in quell'ente noi creeremo le condizioni perché si incrocino l'offerta di lavoro delle imprese con la domanda di lavoro che noi organizzazioni sindacali rappresentiamo. È questo di cui abbiamo bisogno. Ecco, questi mesi di pandemia, Paglini, hanno anche messo in evidenza dei cambiamenti nel mondo del lavoro, portando appunto in auge lo smart working che ha interessato sia imprese private sia il pubblico impiego, con degli effetti insomma concreti. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte della diretta, non so se sia riuscita a vederla, con il sottosegretario Variati e con il presidente della Camera di Commercio, relativamente soprattutto al pubblico impiego e alle difficoltà poi che magari le varie imprese incontrano nel rivolgersi agli uffici pubblici con i dipendenti in smart working. Questa modalità di lavoro secondo lei sarà destinata comunque a rimanere anche dopo la pandemia? Molte aziende ci stanno anche già pensando, no, a questo, visto che comunque rappresenta magari un risparmio anche in tanti costi che precedentemente insomma si dovevano sostenere. Sì, ho letto delle ricerche a proposito e si dice che 5 milioni di lavoratori resteranno in smart working dopo la pandemia. È chiaro che lo smart working è diventato un'opportunità per le imprese proprio per quello che diceva, la riduzione dei costi e anche le migliori condizioni di lavoro per i dipendenti, però non è sempre così. Perché ci troviamo con persone che vivono in ambienti piccoli, magari con carichi familiari, magari con i figli in DAD, che hanno avuto grossi problemi nello svolgere lo smart working. Quindi lo smart working deve tornare, a nostro modo di vedere, non più regolato dalle norme di legge, che in questo momento sono norme emergenziali, ma deve tornare nelle prerogative della contrattazione negoziale di secondo livello o di primo livello negli ambiti quindi del lavoro, ma proprio perché poi c'è la necessità di capire anche il contesto aziendale in cui dei servizi pubblici in cui si introduce lo smart working, perché se da una parte noi introduciamo lo smart working e dall'altra
non si efficienta la pubblica amministrazione, con digitalizzazione, con strumenti, noi comunque rischiamo di avere poi il disservizio. E lo abbiamo misurato come organizzazioni sindacali, come CISL, nei mesi estivi dopo il lockdown, perché moltissime persone sono venute nelle nostre sedi a chiedere servizi che non trovavano nel servizio pubblico, ma non perché i dipendenti non fossero pronti, perché hanno svolto una quantità enorme di lavoro proprio per le richieste, per esempio, di cassa integrazione, milioni di ore che sono state richieste e quindi richiedevano a loro volta, scusate il gioco di parole, che ci fosse un supporto della pubblica amministrazione, ma proprio perché manca un'efficienza nella pubblica amministrazione. Ho letto anche qua nel recovery plan grandi affermazioni di principio, però poi quando noi dichiariamo uno sciopero a dicembre per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, che non era finalizzato solo alla rivendicazione salariale, ma era finalizzato quello sciopero a chiedere una riforma della pubblica amministrazione nell'ottica della digitalizzazione e dell'efficienza, i lavoratori dipendenti e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego vengono accusate di essere irresponsabili, i soliti, come si dice, lavativi, mentre 6 mesi prima erano stati osannati con la retorica degli eroi. Io credo che questo Paese abbia qualche problema anche di focus rispetto alle questioni, rispetto alle priorità. Certo, allora grazie Paglini, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci offerto questi interessanti spunti di riflessione anche sulla situazione attuale che stiamo vivendo e su quelle che potranno essere le prospettive future nel mondo del lavoro. Grazie a Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Buona giornata e buona domenica anche a lei. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Allora, noi in quest'ultima parte della nostra diretta parliamo della situazione che si sta vivendo in queste ore nelle nostre montagne a causa dell'emergenza maltempo e delle copiosissime nevicate che si sono avute appunto ancora nelle ultime ore. Abbiamo in collegamento Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Intanto com'è la situazione? Innanzitutto abbiamo delle immagini che ci avete mandato proprio di questa mattina dello sgombero della neve e si sta insomma vedendo come in effetti la situazione sia davvero molto, molto difficile. L'allerta valanghe è massima per tutta la giornata di oggi. Ma è un inverno, intanto buongiorno a tutti, è un inverno sicuramente importante dal punto di vista delle nevicate, un inverno che ci mette anche alla prova per l'ennesima volta. Noi siamo diciamo abili e arruolati per combattere una battaglia contro la neve. È certo che si stanno susseguendo sempre più spesso questi eventi importanti meteorologici avversi che ci mettono, ripeto, alla prova. Abbiamo una squadra operai, un po' come succede in tutti i comuni nostri di montagna, che si sta dando tanto da fare. L'importante è che abbiano mezzi adeguati sotto le loro mani. Ecco, qui stiamo vedendo, mi scusi se la interrompo sindaco, le immagini dello sgombero neve questa mattina all'aste di Rocca Pietore, giusto per rendere l'idea insomma di quanta ne sia scesa ancora di neve. Questa è l'ultima che ha fatto ieri, siamo in un villaggio a 1450 metri di altezza, uno dei più alti del comune. Questo è uno dei nostri 3 Unimog Mercedes che lavorano sul territorio e si vede anche in che condizioni operano e pensiamo che oggi è una bellissima giornata, si vede sullo sfondo il cielo azzurro, quindi si lavora in tranquillità. Pensiamo a lavorare in queste condizioni durante la nevicata, quando non ci si vede di notte, insomma gli faccio tanto di cappello ai miei operai, ma a tutti gli operatori che lavorano sulle nostre strade, anche di Veneto Strade e anche quelli che lavorano per gli appalti privati, quelle imprese che danno molto una mano al comune, quindi un grazie davvero.
Ecco, il rischio grosso, abbiamo detto, è quello delle valanghe, proprio ancora di questa mattina, no? L'ARPAV ha innalzato il livello delle valanghe, appunto resta forte il livello massimo, insomma, di pericolo, anche se l'attività valanghiva, sottolinea appunto una nota dell'Agenzia regionale per l'ambiente, è stata raggiunta, ha raggiunto il suo apice nella giornata di ieri. Saranno comunque possibili anche per tutta la giornata di oggi possibili ulteriori distacchi di grande dimensione che in singoli casi potranno raggiungere anche il fondovalle. In questo senso sappiamo appunto che l'area di Rocca Pietore purtroppo dopo la tempesta Vaia si trova a dover affrontare in maniera molto pesante questo problema delle valanghe, essendo venuta meno, no, tutta quella barriera che era fornita dagli alberi che sono stati abbattuti di Vaia. Ieri sono stati posizionati, no, anche degli ovetti, cosiddetti ovetti antivalanga. Dovremmo avere anche le immagini. Vuole spiegarci insomma di che cosa si tratta, Sindaco? Ma l'impianto Obelix, come si chiamano, di esploditori a gas per il distacco programmato delle valanghe, sono un impianto importante, credo sia uno dei più importanti impianti al mondo come numero di Obelix montati sulla zona alta della Malga Ciappella, quindi la zona della Capanna Bil, dove parte la seggiovia che va verso il Padon. Ecco, li vediamo, sono questi ovetti, ma sono piuttosto grandi, sono grandi come un'automobile, posizionati, vediamo, in zone le più impervie possibili. Quelli da terra vengono comandati da remoto, diciamo, ed esplodono una carica a gas che stacca la neve quando l'altezza è attorno ai 30, massimo 40 centimetri. Si evita così l'accumulo importante di neve e si evitano così le grosse valanghe che possono staccarsi dopo un forte accumulo. E questo riguarda una piccola zona della nostra montagna ed è relativa alla zona degli impianti di risalita. Sui siti valanghivi invece il discorso è diverso. È ovvio che il bosco schiantato ha creato una nuova situazione. Noi però siamo anche consapevoli di vivere in una zona di montagna dove il rischio è ovvio che c'è di più che nella zona di pianura sulle valanghe. Quindi anche in questo caso, secondo me, vivere in montagna deve essere, bisogna essere consapevoli che ci sono dei problemi maggiori. Mi viene da dire che se dovessimo essere assolutamente precisi con il pericolo del vivere in montagna, dovremmo chiudere innanzitutto tutte le strade, anche quelle regionali e provinciali, perché il rischio zero non esiste in montagna. Quindi di questo ne siamo consapevoli noi altri montanari e ci conviviamo. Mi auguro che non nevichi più, che ci lasci tranquilli e che si possa adesso sgomberare la neve con calma, avere un periodo di tranquillità, anche perché non serve a nessuno, visto che gli impianti sono chiusi, quindi sta solo creando problemi quest'inverno. Ecco, io la ringrazio, Sindaco. Speriamo appunto che non nevichi più. Da quelle che sono le informazioni che arrivano dall'ARPAV sembra che per domani il pericolo valanghe sia in progressivo calo, diciamo fino a marcato grado 3, però c'è anche il problema del rinforzo del vento da nord-ovest che potrebbe portare in quota a formarsi nuovi depositi di neve ventata che saranno critici e il loro possibile distacco, insomma, potrebbe anche avvenire a causa di un debole sovraccarico. Si parla anche di un singolo sciatore, quindi di qui l'appello naturalmente a tutti coloro che fanno sci alpinismo in queste ore, insomma, non farlo, perché il rischio a quanto pare è davvero molto elevato per loro naturalmente, ma evidentemente anche per abitazioni o altre persone che dovessero trovarsi a fondovalle. Sì, abbiamo avuto purtroppo vicini a noi due incidenti importanti nella zona della Valle di Fassa. Il comune che confina con noi è Canazei, lì ci sono stati due morti, due esperti, uno era, mi sembra, una guida alpina, l'altro un componente del soccorso alpino se non erro,
ed è la dimostrazione che non si è mai esperti a sufficienza. Quando si oltrepassa quel limite così di escursione facile, che può essere l'escursione nel bosco in zone tranquille, si comincia ad andare sui pendii esposti, lì non c'è esperienza che tenga e le valanghe hanno fatto il loro lavoro un'altra volta, quindi attenzione massima soprattutto a coloro che non conoscono bene il territorio. Sindaco, io la ringrazio, grazie per essere stati con noi, buon lavoro naturalmente e buona domenica anche a lei. Noi continuiamo a parlare un saluto, allora continuiamo a parlare di tempo salutandoci, perché vediamo quindi insieme le previsioni per le prossime ore con il nostro meteo. Grazie per l'attenzione a tutti voi telespettatori, un buon pomeriggio, arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani, migliora il tempo sul nostro territorio, dove però avremo ancora qualche residuo disturbo. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 24 gennaio ci mostra che nella mattinata potrebbero verificarsi degli ultimi piovaschi, specie sulle coste e sulla pianura meridionale della nostra regione. Sul resto dei settori sarà in genere asciutto, anche con un maggiore soleggiamento. Temperature in calo con locali gelate sulle zone pianeggianti, minime tra -1 e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà tutto sommato simile, piogge al mattino ancora su Goriziano e Triestino, andrà meglio invece altrove. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, molte nubi inizialmente ma in genere senza piogge degne di nota, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai -4 gradi, massime sui 3-4 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.